Buon pomeriggio, ben trovati. Siamo al 24 dicembre, quindi vigilia di Natale, con il nostro focus in questi giorni e in queste ore. In tanti luoghi ci si sta scambiando gli auguri e accade certamente anche negli ospedali dove ci sono pazienti ricoverati. Noi oggi entriamo nel cuore di un luogo che sta molto a cuore a tutti quanti noi che facciamo informazione, ma della gente in generale. Scopriremo anche quanto è amato questo posto durante questo nostro focus, perché gli auguri di Natale oggi li facciamo e li viviamo attraverso il CCPM di Taormina, il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo dell'ospedale San Vincenzo. Lo vedete già collegato il direttore del centro, il dottore Sasha Agati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Roberta e grazie per l'invito. Allora, sarà una puntata densa di emozioni, perché al di là del momento particolarmente forte che è il Natale, no? Passare il Natale in un reparto come il vostro, ma in generale in ospedale, insomma, la valenza è non indifferente. Però ci sono tanti spunti in questo Natale 2024. Uno spunto arriva dritto dritto da un risultato, il risultato di un dono, e questo dono è legato a una serata magica che vogliamo ripercorrere insieme ai nostri telespettatori, insieme al dottore Agati. Era il 4 luglio del 2024, succedeva questo, guardate. Abbiamo veramente la bellezza di stare qui al Teatro Greco. Signor Sindaco, veramente è un onore. Signore, lui è veramente rappresenta, come posso definirla, Cateno De Luca. Cioè, Cateno, sai che io, mia nonna si chiamava Catena e mia sorella tua sorella, Catena. certo. Siamo una famiglia di catene noi. Una famiglia Catena De Luca, diciamo, quest'uomo così riflessivo, no? Così, sì. Così zen, oserei definire, pensate, è il Dalai Lama dei sindaci. Sasha! Troppo forte, vieni qua! Bambina, toccami il camera se fa tutto a posto. Ma che fate? La visita qui? Scusate signor Nati. Ma che fa? La palpazione? Tocca, vai. Ma che tocca? Catania da guerra, Catania urricata, disciutta e pissetti voti, rinata. Non c'è Giulisotti, non c'è futuro. Catania andò un nocine, solo una. Dipinto di blu finale, felice di stare lassù con te. Insomma, è stata una serata magica, no? Un sunto assolutamente legato alla necessità televisiva, ma è stata una serata che ha portato tanto bene, una serata di beneficenza che adesso si è trasformata in un dono. Di che si tratta, dottore Agati? Beh, si tratta di una bellissima culletta di ultima generazione. Noi la chiamiamo isola neonatale proprio perché è così grande che riesce non solo ad accogliere il bambino, ma ad accogliere anche gli operatori e più operatori sullo stesso lettino. Ci consente
un monitoraggio in continuo di tutti i parametri vitali, alcuni di questi sono molto particolari, oltre la frequenza. Ecco, dottore Agati, la fermo un attimo, lo chiedo alla mia regia, abbiamo proprio un video che ovviamente magari lei potrà spiegare meglio, il video proprio legato a questa isola neonatale, diciamo, lo diciamo in gergo. Ecco, questo è lo strumento che è stato acquistato grazie alla serata del 4 luglio. Vada pure, dottore. Per chi non ne ha detto i lavori, su questo video si riesce a cogliere proprio alcune dello strumentario. Questa è la parte riscaldante, quindi riesce a tenere il bambino caldo, infatti un perfetto design. In più riesce a fare anche la gestione nei casi di bilirubina elevata, poi è possibile anche trattare il bambino con iperbilirubinemia, e qui, come dicevamo, tutta la parte del monitoraggio, la parte tecnica, e qui la parte appunto super avanzata. Tutti quei cavi di quei colori diversi corrispondono a tutta una serie di monitoraggi in continuo con caratteristiche dell'assistenza intensiva per bambini, soprattutto prematuri, diciamo sotto i 5 kg di peso, che poi rappresentano quasi il 90% dei nostri pazienti. Ecco, quindi diciamo è un'ulteriore strumentazione per l'assistenza. Questa è la fototerapia. Esatto, che si aggiunge naturalmente a quella che è già l'avanzata, no? Strumentazione del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo. Insomma, attorno al CCPM si è concentrata, dottore Agati, una quantità di amore e di considerazione che ha stupito quasi lei, no? Perché lei mi ha fatto vedere, lo dico, insomma, racconto un po' i fatti nostri prima di questo collegamento, lei mi ha mostrato una fotografia che l'ha colpita in modo singolare. Guardi, gliela facciamo vedere noi, ecco, lei ce l'ha, si è fatta fare proprio una foto gigante, ma la foto è questa, ed è il dono dello stadio del Massimino a Catania, una cosa che lei non si aspettava. Cosa c'è scritto in questo striscione? Guardi, l'emozione è stata veramente unica, perché come ci siamo detti così rapidamente nel pomeriggio stamattina, non sapevo completamente dell'iniziativa, sapevo che c'era stata una vicinanza vera da parte dei tifosi del Catania, da parte della Curva Nord, ma non immaginavo che, diciamo, si riusciva proprio ad azzeccare mai una frase o un contesto aveva colpito così in pieno tutta il vero problema. E quindi quando è uscito, hanno mostrato il telefonino, e cominciate a impazzire, arrivavano tutti, chi era allo stadio, chi non era allo stadio, c'è stato veramente qualcosa di unico. E ringrazio veramente, perché nessuno di noi è stato contattato, diciamo, o hanno chiesto qual era il reale problema o quale poteva essere, diciamo, cosa scrivere. Infatti era proprio una sorpresa, dico, questi da dove l'hanno presa? È una cosa bellissima, un complimento straordinario che poi, come dire, va al cuore del problema e della coscienza di chi può fare una scelta, può favorirne un'altra e creare finalmente una situazione di stabilità, però veramente unica. Penso neanche a San Siro, gli stadi più titolati, mai o raramente, per carità, che sennò poi si arrabbiano, una cosa così perfetta e tempestiva in un momento così particolare. Bene, quindi insomma grazie ai tifosi, grazie, perché per mettersi lì, no, a fare uno striscione del genere ci vuole tempo, dedizione, lo diciamo, simbolo di modernità ed efficienza che possa scalfire la vostra coscienza, così si leggeva, ed è una frase anche tosta, no? È una frase importante. Questa coscienza da scalfire adesso insomma si è ad un passo abbastanza importante, possiamo dirlo, perché l'interesse vero da sempre, da quando la battaglia perché il CCPM rimanga, no, un patrimonio, un gioiello della nostra sanità siciliana a Taormina, ecco, quella battaglia adesso è a un punto
devo dire a questo direi determinante, no? Perché è stato finalmente inserito in quello che poi è il piano della rete ospedaliera, perlomeno in quelle che sono le intenzioni, le richieste, no? Del piano della rete ospedaliera, e questo già è un passo in avanti. Che cosa possiamo dire in questo senso, dottore Agati? Devo dire che secondo me l'aria è un po' cambiata. Cioè, quando noi ci appellavamo al buonsenso, proprio ci appellavamo a questo, a quello di voler verificare con grande attenzione quello che si faceva e come veniva fatto. Quindi, diciamo, come avete un po' anticipato e come ormai credo sia di dominio, la cosa importante è che il CCPM possa essere ricollocato in qualche modo all'interno della rete ospedaliera per ritrovare la sua dignità perduta, e poi fare del CCPM qualcosa di veramente più stabile, non dico più grande perché ancora lì poi si rischia di andare sull'errore. È importante che una struttura di questa venga coccolata, venga tutelata, venga aiutata nel quotidiano, perché immagina, Roberta, cosa significa per i giovani medici, ce ne stanno tanti, non avere la possibilità di poter pensare al futuro in questo posto, perché l'instabilità che, diciamo, accompagna la nostra attività non consentono di fare programmazione anche professionale. Noi abbiamo dei medici che adesso dovrebbero andare negli Stati Uniti, alcuni dovrebbero andare in Inghilterra, ma naturalmente aspettiamo che tutto questo diventi realtà. Quindi non è solo guardare all'oggi, ma a noi ci piace, tu ci conosci ormai, guardare al domani e al dopodomani. Ecco, però io ci tengo a dire che, dottore Agati, scalfire le coscienze, cioè in qualche modo, no? Cioè, in qualche modo queste coscienze si sono un po' guardate allo specchio e dei passi sono stati fatti, cioè diamo merito ai piccoli passi fatti in questo senso, che sembravano qualche mese fa sembravano impossibili, adesso, come dice lei, l'aria è cambiata. Che cosa fa paura? Fa paura uno spostamento dal luogo Taormina, è questo adesso il nodo, no? Esatto, però io, siccome, come tu hai detto, oggi noi cerchiamo la stabilizzazione. Il trasferimento è qualcosa di importante, di grosso, nel senso di una decisione molto importante, ma ancora oggi, sai, non avere la possibilità di sapere cosa succede il 1° agosto 2025 non ti consente di lavorare bene. È ovvio che se la politica regionale, in un contesto di politica sanitaria, volesse e prendesse la decisione su indicazione o seguendo una direttiva ministeriale di spostare le attività del CCPM all'interno di Catania o di Messina o di qualsiasi posto di Regione Sicilia, in un contesto in cui il CCPM è una struttura stabile del sistema sanitario regionale, credo che vada discussa con sia i sanitari che con la parte politica. Se questo significa un miglioramento, allora bene, ma quello che oggi a Taormina attualmente, quello che si fa a Taormina, è veramente difficile riprodurlo a breve in altre strutture. Ecco, allora, ci sono ovviamente i messaggi che arrivano, anche perché ricordiamo che voi avete un gruppo di, come dire, di genitori, di famiglie che sono una forza della natura, cioè sono qualcosa di commovente, no? Che va oltre anche la più lontana immaginazione. Recentemente abbiamo raccontato con i nostri telegiornali di una protesta, di un sit-in molto nutrito sotto Palazzo d'Orlean, ma perché loro vogliono il CCPM, ma lo vogliono lì dov'è. Allora, cosa possiamo dire per in qualche modo confortare, tranquillizzare anche le famiglie, l'idea che potrebbe anche essere spostato in un altro luogo, che sia Catania, che sia Messina, ma c'è sempre la garanzia di uno standard, è giusto, dottore Agati? Cioè noi dobbiamo comunque cercare di ottimizzare ciò che si può ottenere di meglio. Vedi, Roberta, tu sei anche genitore. Un genitore è uno che sta con i piedi molto per terra e capisce perfettamente cosa significa spostare
un'attività così particolare, così complessa da un ospedale a un altro, e chi può garantire che questo giocattolo non possa perdere la sua magia nell'essere trasportato da un'altra parte. È ovvio che i genitori sono straordinari, intanto per la sobrietà, per l'onestà, per la correttezza, per essere stati sempre evitando qualsiasi forma di polemica gratuita, cercando le chiarezze, che è ovvio che è giusto che gli vengano riconosciute. Quindi mi sembra che anche sull'aspetto oggi della permanenza del CCPM a Taormina ci possa essere la convergenza, oltre che dei genitori, di non di tutti i genitori o di genitori in generale, anche di quando parlavo di buonsenso mi riferivo anche a questo, che pensare oggi di comunicare, pensare di spostare il centro da un'altra parte, fino a quando questo non ha trovato la sua collocazione naturale nel sistema regionale, credo che sia prematuro. Allora, il CCPM, leggo un attimo, leggo con gli occhiali, Agati, perché ormai l'età non mi permette più di fare diversamente. Il CCPM è stato nominato dal governo a rappresentare l'Italia nel piano Mattei. Sino a domenica si è operato tutta la notte, ne sa qualcosa il dottore Agati, un bambino proveniente da Caracas. Non possiamo perdere queste eccellenze, e se deve essere trasferito occorre solo che vada in un altro centro di eccellenza. E poi ancora, siamo soltanto a un passo dal sogno. Fateci e fatevi il regalo di Natale, stabilizzate e potenziate il CCPM a Taormina per dare la possibilità a questa equipe di continuare a fare dei miracoli. Buon Natale. E poi ancora buon Natale, buona vigilia. Potreste ricordare il dottore Alfredo Di Pino, cardiochirurgo del reparto di cardiologia infantile di Taormina, che ha salvato tanti bimbi che oggi stanno bene, come mio figlio. Di Pino si distingueva per umanità, ci ha lasciati troppo presto. Dottore Agati. Assolutamente. Alfredo Di Pino era uno di quei medici che veniva con noi nelle missioni e ha speso se stesso e la sua vita per i bambini cardiopatici, per i bambini che avevano una particolare malattia, che era le malattie del ritmo, delle aritmie cardiache, ed era veramente uno dei leader nazionali. La sua dipartita così prematura veramente ha impoverito il centro su questo grande aspetto e sull'aspetto umano che Alfredo riusciva a trasmettere a tutti noi. Era un leader naturale, quindi sicuramente una grande mancanza. Ringrazio, perché molte volte appunto quando si parla di queste cose si cerca di parlare di salvare il centro e si dimenticano tanti protagonisti come lui che non c'è più, e tanti altri che lavorano in silenzio, lavorano quotidianamente. Mi riferisco a tutto il personale sanitario, a tutte le OSS, gli infermieri, un attaccamento a tutto il gruppo meraviglioso. Adesso ci fermiamo, ma un minutino soltanto, e poi ci facciamo gli auguri alla maniera del CCPM. A tra poco. Siamo tornati in studio, ultima parte del nostro focus dedicato al CCPM. Le chiedo una cosa prima di andare agli auguri e a quello che avete fatto proprio per gli auguri di Natale. Vorrei chiederle se ci sono dei grazie che lei vuole dire. A volte noi ci rivolgiamo alla politica, ci rivolgiamo alle istituzioni, in particolare durante i nostri appuntamenti abbiamo sempre cercato, no, dottore Agati, di parlare con le istituzioni, con la politica, che poi determina e determinerà il futuro di questo centro. C'è qualcuno, qualche persona in particolare a cui sente di dover dire grazie? Sai, è un percorso molto lungo dove incontri tantissime persone, dove alcune ti restano legate appunto in maniera particolare. Sicuramente la nostra Valeria Maglia è stata una persona che ci ha seguito, ci ha capito, ci ha vissuto, e quindi ha potuto raccontare attraverso
se stesse attraverso, diciamo, il suo lavoro, quello che noi facevamo. La politica, io non riesco a ringraziarne uno su tutti, perché veramente non mi sembra corretto. Credo che l'argomento sia stato trattato inizialmente con grande, non voglio dire superficialità, ma disattenzione, e che poi abbia ritrovato la sua collocazione nel posto giusto, nel posto dove il cuore batte e dove c'è l'assistenza per i bambini. Va bene, va bene. Approfitto solo per ringraziare te. No, andiamo avanti allora. Giusto, sin dal primo giorno si può parlare delle cose in tanti modi, e questo l'abbiamo capito, ma il modo come tu ci hai capiti anche, ci hai raccontati, e soprattutto hai fatto di questo CCPM qualcosa di chiaro e visibile, perché probabilmente per tanto tempo noi siamo stati chiusi, come facciamo spesso, concentrati, cercando di fare il nostro lavoro. Ogni tanto è importante, il ruolo come quello tuo è stato fondamentale, perché sei riuscito a farmi parlare. Questo è veramente difficile. Vabbè. No, hai raccontato di me, perché questo aiuta anche a capire perché tante cose avvengono, perché non è un arrivismo personale, perché dietro tutto questo c'è la salute di un solo bambino. Ecco, vabbè, ci dobbiamo emozionare sempre, altrimenti non siamo contenti noi, ragazzi. Esatto. C'è poco da discutere. Allora, prendere o lasciare. Prendere o lasciare. Allora, il grazie alla collega Valeria Maglia lo do anch'io, perché anche grazie a lei, anche la sottoscritta, come tanti colleghi, secondo me, giornalisti, perché siamo stati tanti a lavorare su questa informazione nei confronti del pubblico. Ecco, lei è stata, devo dire, determinante, un viatico non indifferente per spiegarci bene le cose come stavano. Facciamo gli auguri al CCPM con questo video, i vostri auguri. Abbiamo lanciato l'appello tramite la nostra pagina Facebook Guerrieri del CCPM, e tanti cittadini, gente diciamo normale, anche senza figli malati, ha donato tutto quello che vedete dietro e tante altre cose che ancora dovranno arrivare. E noi siamo felici per questo. Beh, abbiamo raccolto un po' di tutto, dai pannolini, salviettine, tutto quello che diciamo occorre bene o male quando un bambino, diciamo una famiglia in genere è ricoverata qui, perché si ricovera tutta la famiglia, dato che c'è bisogno dell'assistenza verso i piccoli. E poi abbiamo anche raccolto, devo dire, un po' di denaro per acquistare dei separé, che verranno usati all'interno del reparto, nelle stanze naturalmente quando sono ricoverati magari un bambino e una bambina, un ragazzo e una ragazza, quindi abbiamo la possibilità di dare un po' più di privacy ai ricoverati. E naturalmente noi periodicamente facciamo delle raccolte tra di noi, sì. Facciamo un po' di spesa, ecco, c'è qualche anche donazione da parte delle strutture che vendono anche questi tipi di dispositivi per i bambini, però naturalmente siamo aperti se qualcuno vuole donare qualcosa, tutto quello che verrà donato verrà portato qui in reparto. Beh, tramite naturalmente il comitato abbiamo la pagina su Facebook, il comitato genitori del CCPM, e quindi possiamo sicuramente entrare in contatto con chi vuole. E poi siamo abbastanza conosciuti che ci potete contattare anche nelle nostre pagine private. Esatto. Ci tengo a dire che noi abbiamo un conto corrente, abbiamo creato, dove fare donazioni che noi, come diceva Salvatore, utilizziamo per comprare. Allora il lungo lo facciamo scorrere, perché il lungo abbiamo finito il tempo, lo facciamo scorrere, ma lo potete vedere sulla pagina Facebook dei guerrieri del CCPM. Eccoli qua, gli abbracci, il calore, l'amore, l'affetto.
E poi devo dire, insomma, ci sono state tante star che sono intervenute a salutare il CCPM, a parte Fiorello che è stato insomma una bandiera, ma poi Mara Venier che si è appunto intestata questi auguri. Insomma, trovate tutto in questo video costruito ad hoc, eccolo qua Fiorello, poi appunto c'è Mara, insomma tanti personaggi, e anche questo è stato sicuramente importante e determinante. Sasha Gati, buon Natale. Grazie. Buon Natale, e naturalmente saremo pronti a raccontare altri momenti, altri passi determinanti di questa storia incredibile fatta appunto di amore e grande professionalità. Buon Natale a tutti voi. Io ringrazio il pubblico che ci ha seguito e naturalmente insomma auguriamo anche dal Focus un sereno Natale, siamo alla vigilia, a tutti i nostri telespettatori. Arrivederci.